Allora sì, è una partita particolare per me perché insomma, ho fatto 5 anni a Brindisi molto belli, dove l'aspetto umano è stato sicuramente molto importante, i risultati ci hanno sempre confortato e quindi devo dire che sono stati 5 anni belli. Però quando si gioca ovviamente si pensa alla propria squadra, noi siamo in un momento in cui vogliamo cercare di riprendere un ritmo che è un po' altalenante, dobbiamo cercare di essere più continui, più coesi, ripensando alla partita con Milano e da lì dobbiamo cercare di ripartire. C'è stato in settimana confronti con la squadra e con la società che ci hanno dato la possibilità di uscire secondo me rafforzati, adesso c'è volontà da parte di tutti di provare a fare una buona partita perché domenica sono 2 punti importanti, vogliamo cercare di fare una buona gara per la classifica ma anche e soprattutto per noi perché vogliamo cercare di riprendere un ritmo che cerchiamo che possa essere il più continuativo possibile. In un campionato che, ribadiamo per l'ennesima volta, non dà realmente punti di riferimento a nessuno, a parte insomma l'esploit tra virgolette di Brescia, che però alla fine dovrà incontrare anche lei i momenti down di una stagione che fino adesso insomma, l'ha vista felice. Tornando al discorso degli infortunati, segnali importanti perché c'è stata una presa di posizione molto forte da parte della società anche in riferimento a voci insomma, che riguardavano per esempio Stanley Whittaker. Sì, tornando a Brescia, Brescia ti dico, è una buona squadra, un'ottima squadra, credo che siano dei budget migliori d'Italia, negli anni ha costruito una squadra aggiungendo un pezzo alla volta e quest'anno aggiungendo Miro Bilan, penso che abbia fatto veramente un grande colpo e quindi è una squadra secondo me che occupa la posizione che merita perché, per gli investimenti, per il roster che ha. Sono convinto che da parte nostra ci sia la volontà di fare una buona gara. Whittaker tornerà dentro ai 12 insieme a Usman Diop e questa è una buona notizia perché ci dà la possibilità di essere un pochettino più lunghi nelle rotazioni e di avere anche soprattutto se Usman giocherà qualche minuto i giocatori nei propri ruoli. Caspar 3 ha giocato da 5 tutto questo periodo con grande difficoltà perché lo può fare qualche minuto ma non è un 5 e quindi almeno da questo punto di vista ritroviamo un assetto, una regolarità che un po' ci è mancata. Almeno diciamo così, riusciamo a mettere i giocatori nelle proprie posizioni e questo dà sicuramente un assetto tecnico un pochettino più quadrato. Sperando di vedere finalmente da qui a qualche breve periodo una formazione, una. Domenica coach. Sì, è vero, hai detto bene, noi abbiamo fatto, se non sbaglio, in campionato 3 partite a completo fino ad ora, non è una scusa, ma è chiaro che la continuità, il lavoro paga sempre, quindi mi auguro effettivamente di poter avere un roster che sia sempre quello per qualche settimana, perché in effetti i sincronismi nella pallacanestro, così come nella pallavolo, sono cose che non si inventano ma che si costruiscono piano piano.